al tempo in cui gli uomini trafficavano con gli dei, ricevemmo un ultimo dono, un vaso da non aprire, proibito, quanto la mela dell'albero dell'Eden. L'affidarono a Pandora, ricca di doni, colei che tutto dona. Afrodite la rese splendente, Atena le insegnò l'abilità di trame, Mercurio la erudì in scaltrezza e falsità. Fu mandata dal re Epimeteo, fratello di Prometeo, che diffidando degli dei raccomandò di respingerlo al mittente quel vaso. Invece l'aprì e ne uscirono sciagure, mali, sofferenze, tanto che Pandora s'affrettò a chiudere, lasciando prigioniera la speranza. Tra le molte maledizioni che invasero la terra, Utopia fu tra le peggiori. È il luogo che non c'è, che tuttavia invia messaggi suggerendo un mondo migliore. Così, allo studio delle cose, oggi come allora, si preferisce la filosofia, cercatrice di verità, ed anziché onorare il passato si predice il sole dell'avvenire. La speranza, chiusa nel vaso, è l'ultima a morire. Lo sconforto degli utopisti l'anticipa e lo scetticismo si distende mestamente come un velo funerario. E la felicità dove sarà? Ha imparato la lezione da speranza e si nasconde? Psiche volle vederla sul volto di Apollo che prontamente svanì nel nulla e lei rimase con il lumino acceso e le lenzuola bagnate. Psiche iniziò a vagabondare, giovinetta curiosa che al vedere preferì guardare. L'amore si fa, non si guarda, si vede con occhi interiori, si guarda per scoprire, si vede per conoscere. Lo specchio ovale che riflette l'immagine a tutto tondo, in francese è chiamato psiche. Riflette senza appropriarsi di alcunché. Suggerisce il messaggio scritto all'ingresso del tempio di Apollo a Delfi: conosci te stesso, senza vanità eccessiva, perché pantarei tutto passa. La giovinezza, la bellezza, la forza, perché il mondo è così e l'immutabilità sta nella morte. Psiche fece infuriare di gelosia Afrodite, che tramò per farle violare il giuramento fatto ad amore. Così la poverella volle conoscere l'inconoscibile. Amore, parola ampia come il mare, contiene tutto ciò che uscì dal vaso: seduzione, tentazione, passione, mai speranza né approdo sicuro. Eppure a Psiche va riconosciuto che ad Eros diede tutto di sé, la parte più vera, autentica del suo essere. Diffidate dei donatori d'anima, offrono ciò che hanno avuto incommodato, la usano come un canovaccio, l'imbrattano, la ripuliscono al confezionale
è ospizio di demoni affamati, la barattano per eternità inesistenti. La psiche si costruisce giorno dopo giorno e con il corpo muta, rallenta il passo, incanutisce e si spegne. L'anima no, lo dice Platone, il principe dell'idea, della verità e del bene da custodire in aerei castelli. Se l'anima è maiuscola, il corpo è un peso, anzi è carne nemica delle delizie celesti. Sia dannato chi nobilita il corpo, i suoi piaceri, il desiderio, il sensibile, in una parola, il reale. Un umano, troppo umano, è un farfallone, un gaudente crapulone, e i cirenaici, Aristippo in testa, sono modello per montoni, maiali e cani. Platone odia la misura, il decoro, l'ironia, ma su tutto l'autonomia di dirigere senza pause l'eterno evolvere della propria vita, rallegrandosi della libertà in serenità con l'attimo sfuggente, lasciando la mente sgombra da fantasie utili a governanti e dittatori. Narciso, l'inventore della pittura, ossessiona i doloristi, i tristologi, i cultori del cilicio, del deserto infernale. Salgono su colonne alte quanto il loro orgoglio, entrano in gabbie. Simone in cima alla colonna, Talete nella gabbia. Gli amanti della tomba, travolti da megalomania mistica, aspirano al supplizio. San Dionigi, Areopagita, stanco di vertigine, scese e da Atene andò a Parigi, dove perse la testa a Montmartre. Santa Apollonia, vergine ostinata, rifiutò d'adorare l'idolo pagano e patì sofferenze da maldestri dentisti. San Giorgio, la mazzadraghi, deve aver offeso la principessa per subire l'attrazione del cavallo. Sant'Orsa ci prova a fermare la freccia. A quella dell'armigero preferirebbe quella di Cupido. Sant'Ippolito, in nome della pena, fu dilaniato da 4 cavalli. Noi amiamo i santi che restituiscono l'anima a Dio nel proprio letto, assistiti da cuori amici come Francesco e Antonio. A chi giova la rappresentazione di morti così strazianti, se non ai governanti, ai potenti, per assicurare la fedeltà dei sudditi? Dal vaso di numi invidiosi uscì a loro insaputa euforia, un alito che si sostiene facilmente e ci rende spensierati. Non si compra né si trova allo stato naturale. Con questa usciamo da tali crudeltà per ammirare la realtà. La filosofia ama la verità, la sapienza ciò che si nasconde. Omero, il cantore cieco, sapeva, vedendo con occhi chiusi, i fenomeni invisibili e ciò che li unisce, l'armonia di un canto inudibile, luoghi labirintici, facili ad entrare, difficile uscirne, enigmi mentali, capaci di uccidere. Omero morì di crepacuore, mancando di interpretare
la metafora, sorella dell'enigma, poiché copre, trasferendo, la frase di alcuni pescatori. Ciò che abbiamo preso lo abbiamo gettato e ciò che non abbiamo preso lo portiamo con noi. Le reti erano vuote, così la mente del saggio, che pur avendo le sue pulci da grattare, non gli saltarono in mente. Ed enigmatici erano gli oracoli, le profezie sibilline, e l'enigma si trasforma in uno specchio attraverso cui l'uomo può svelare se stesso. Si torna a Narciso, all'inventore del doppio. Tiresia, reso cieco dagli dei per scrutare nel tempo, raccomandò a Liriope, madre di Narciso, di evitargli di scoprirsi dentro. Disobbedì e cominciò a morire, guardando per vedere la sua immagine. Non sa chi sia la figura riflessa dall'acqua lacustre. Confonde la realtà e l'immagine, come chi cade in amore. Precipita e annega per sciogliere l'enigma. Questa morte ci suggerisce un dubbio. Tornati con i piedi a terra, guardandoci attorno, cos'è la realtà se non la natura? Ma il poeta si chiede: la natura è naturale? Un enigma che guasta il nostro ricercare lontano dai fiumi dell'illusione. Guardiamola con occhio mimetico, ciclopico. Cosa la caratterizza se non l'oscurità? Che speranza offre il suo culto fatale? Promette abbracci eterni. Noi che viviamo l'attimo abbracciamo non il bello metafisico, ma la bellezza dell'istante, istanza naturale.